Eccoci, buongiorno, ben trovati al centro di preparazione olimpica Giulio Nesti in Roma, dove sta per andare in scena il ritorno della semifinale del campionato di Serie A fra Lazio e Verona. Iniziamo dando subito lettura delle formazioni. Partiamo dalla squadra ospite che fa 8 cambi rispetto alla formazione in andata e scende in campo con Reale a 15. Alle ali ci sono Sardo e Belloni, mentre i centri sono Belloni e Quinteri. Mediana composta da Fagioli a 9 e Ormson a 10, mentre in terza linea abbiamo Lodovico Rossi insieme a Alessandro Rossi e Mattia Zago, capitano numero 6. Seconde linee con Tommaso Redondi e Thomas Parolo, mentre in prima linea abbiamo Pisani, Bertucco e Galanti che entra al posto di Chistolini. Panchina col numero 17 Schiavon, 16 Zorzetto, 18 Chistolini, 19 Escoiez, 25 Tonetta, 20 Libralon, 24 Di Tota e 22 Venter. Per la squadra padrona di casa anche lei qualche cambio, vediamo Giovannini in campo col numero 15, alle ali Cioffi e Santarelli, mentre i centri sono Michele Bianco e Tommaso Cruciani. La mediana è confermata dall'andata con Albanese a 9 e Donato a 10, mentre in terza linea abbiamo Cannata che subentra a Parlatore al numero 6, mentre 7 rimane il capitano Niccolò Pilati e insieme al numero 8 James Donato. Seconda linea composta da Lucas Sommer al numero 4 e Matteo Tomasini numero 5, mentre in prima linea Juan Kriak col numero 16, Ashraf Ilua col numero 25 e Jacopo Silla col numero 3. Nel frattempo è iniziata la partita. Sì, ciao Federico, sono Mauro. Diciamo il primo calcio di inizio subito nel lato destro del campo, mettere pressione, ci sarà ancora un gioco al piede della Lazio che come l'andata ha fatto molto bene al piede. Vedremo se Verona con questo cambio di estremo avrà delle opzioni in più. Vediamo subito che Verona col primo pallone contrattacca subito e cerca di tenere un po' di possesso palla. Momentaneamente la Lazio copre bene in difesa, fisica come l'andata, e adesso vedremo se ci sarà ancora l'utilizzo del gioco al piede per portare pressione nella metà campo vostra, Federico. Eccoci, allora vediamo buono il recupero in questo caso di Dan Donato, quindi pallone mantenuto dalla Lazio, adesso dalla base albanese probabilmente in chiusa con Cannata, e vediamo se poi la possessione sarà quella per andare al box e usare quindi di nuovo il piede. Ecco, che partita ti aspetti? All'andata una Lazio che ha giocato tantissimo il piede. Attenzione, una palla di recupero, c'è una palla di turnover, importante sfruttare queste palle qua, c'è un passaggio un pochettino azzardato. Vediamo qui il tocco di Cioffi, vediamo qual è la scelta. Il guardaline segna qualcosa, bisognerà vedere se addirittura tira fuori il giallo. Ecco, queste sono, diciamo, le occasioni che la Lazio non ha sbagliato all'andata. C'era un possesso abbastanza semplice, una palla recuperata che non si è capito da qua come è arrivata nel lato Verona. Subito hanno spostato la palla, c'è stato un passaggio un po' rischioso, effettivamente erano 50 e 50, ma il Verona probabilmente deve prendersi qualche rischio in più, e adesso c'è subito un calcio di punizione con avanti volontario a una mano sola e probabilmente ci sarà il cartellino giallo. Questo è, diciamo, un inizio ottimo per Verona e ecco, la Lazio deve essere un pochettino più tranquilla nel suo gioco tattico come all'andata forse. Sì, vediamo quindi cartellino giallo per Cioffi quando è il terzo minuto del primo tempo, quindi Lazio subito in difficoltà, tra l'altro Verona che risale immediatamente il campo con un penaltouche. Partita che appunto sarà secondo me molto interessante vedere anche dal punto di vista del punto d'incontro, che all'andata non è stato poche contestazioni, qua invece vediamo subito un pallone che è cambiato di possesso e Verona che coglie ottima l'occasione. Sì, anche dalla formazione Verona ed è una formazione molto giovane, adesso vediamo una 6+1, hanno sempre scelto di andare in drive, sì, però sì, sicuramente si giocherà la partita su punti di incontro e su queste situazioni, su piccole situazioni che possono portare il punteggio da una parte o dall'altra. Naturalmente Verona deve stare col gas giù, soprattutto nella prima mezz'ora per entrare in partita. Ricordiamo che deve o vincere di più di 18 o fare 4 mete senza che la Lazio porti a casa anche un punto, quindi è sicuramente un'impresa da un certo punto di vista, però diciamo sicuramente per questi primi 10 minuti saranno importanti con l'uomo in più. Sì, vediamo intanto ottima l'azione offensiva di Verona che guadagna un vantaggio. Verona che è partita come ci aspettavamo molto forte, anche sarà importantissima questa prima mezz'ora. Vediamo nel frattempo Quinteri, ball carrier pesantissimo, messo bene a terra da Cruciani, però pallone molto rapido da parte del Verona che cerca di non dar tempo alla Lazio di ripiazzarsi in difesa. C'era già vantaggio qui, probabilmente adesso vediamo subito Verona cosa vorrà fare, se incominciare a smuovere il punteggio e andare davanti o andare in touche e provare a fare già la prima meta.
anche una mischia potrebbe essere una scelta, perché comunque abbiamo visto all'andata soprattutto le prime mischie Verona si è imposta fisicamente sulla Lazio e anche quella può essere una chiave. Diciamo, vedendo il profilo della squadra che ha messo in campo per oggi Good e Badocchi, sono un pochettino più leggeri, forse vorranno muovere un po' di più per poi arrivare verso la fine della partita appesantendosi un po' con anche delle scelte di giocatori importanti. Mi penso a Cristolini, ma penso anche a Zorzetto, che sono abbastanza pesanti, hanno scelto una prima linea un pochettino più leggera e vediamo che scelgono giustamente per andare per i pali e poi andare subito a mettere punti sul tabellino. Lazio naturalmente, diciamo, la partenza non è delle migliori. Sicuramente la partita poteva sembrare chiusa, ma anche con un inizio così, non so, mi sento di dire che potremmo divertirci per oggi, insomma. Vediamo intanto il piazzato che va in mezzo ai pali. Buona la trasformazione di Ormson, quindi quando è il 6° minuto il punteggio è Lazio 0, Verona 3. Ricordiamo, come hai detto prima giustamente tu, è fondamentale per Verona mettere punti perché deve vincere con più di 18 punti o eventualmente segnando 4 mete e non concedendo il punto di bonus alla Lazio, però quindi ci aspettavamo questo inizio del Verona, probabilmente se lo aspettava anche la Lazio, bisogna vedere se riesce a tenere le contromisure, perché la prima mezz'ora sarà fondamentale considerando anche la temperatura, cioè bisogna vedere come si arriva alla fine degli 80 minuti. Sì. Per me è un'ottima palla per capire un po' come sarà questa ricezione qua. Vedremo un po' se il Verona utilizzerà un gioco tattico o prenderà dei rischi a giocare addirittura nella propria 22, così riusciamo a capire se vogliono sfruttare un po' questa superiorità numerica subito andando a giocare. Effettivamente... Vediamo. Parolo, quindi scusa ti ho interrotto, ma era perché ha spostato rapidamente il pallone Verona, che però rimane nei 22, quindi Ormson alza il pallone. Vediamo, anche questa forse è una scelta diversa rispetto all'andata, quella di calciare spesso per portare pressione e recuperare, cosa che già 2 volte è venuta bene, una volta con quel pallone di recupero che ha portato al giallo di Cioffi, adesso buonissima la pressione sulla ricezione di Dandonato, però Lazio che mantiene il possesso, quindi adesso è Nico Pilati, il capitano, buono qui il punto d'incontro. Vediamo. Che presa al volo di Donato, non è semplice lì, tutti i tre quarti che mettono pressione su quel punto di incontro. Verona l'ha utilizzato spesso questa exit, diciamo, alla neozelandese, punto di incontro in mezzo al campo, si va nel senso e palla alta che mette tanta pressione 3 quarti contro 3 quarti su quel punto di incontro. Vediamo un po' un gioco tattico adesso, questo forse è una palla rischiosa, molto rischiosa, però c'è Sardo che è in copertura, Donato che ancora va alto e abbiamo visto... È molto buona Donato tattico. Comunque che rimane fuori dai 22, ricordiamo molto importante, dentro i 22 può chiamare il Mark la squadra in difesa se prende il pallone al volo, quindi questo calcio che rimane 2 metri fuori è un'ottima scelta, poi ottima la copertura di entrambi i giocatori, da una parte Ormson, dall'altra era Sardo e adesso di nuovo la scelta sembra quella, andare a bombardare la linea arretrata della Lazio, qui forse calcio un po' lungo, quindi Giovannini a campo ma sale molto bene la rete del Verona, ottimo il placcaggio su Giovannini. Questa è una palla pericolosa perché il pallone è in gioco da molto tempo e c'è un calcio di punizione, adesso non si vede bene quale sia il motivo, adesso se l'arbitro ci dà una mano nella segnalazione non riusciamo a capire da qua, sembra forse un placcaggio pericoloso, forse è sembrato anche a me su Giovannini, la spinta effettivamente finale sembra che ha alzato le gambe. Sì, ricordiamo che bisogna comunque entrare bassi ma mantenere sempre il placcato in condizioni di sicurezza senza dover sbattere in giro. E no, forse è un placcaggio dopo sul mediano perché se prendono un mischia sul punto dove è cascato il pallone allora sarà un placcaggio in ritardo sul 9 albanese che, attenzione, vediamo, non c'è fuorigioco, quindi Albanese forse scelta avventata, andare da solo, era un calcio tra l'altro da giocare. Adesso vediamo Sommer, Lazio per la prima volta nei 22 del Verona, abbiamo tenuto molto bene Zago, difensore straordinario, lo sappiamo, qui cerca di tenere alto Sommer, però non rotola via, non riesce a rotolare via, in realtà più che altro bloccato bene le giocate della Lazio, quindi vantaggio. Un po' di esperienza la Federico dei giocatori della Lazio. Adesso la Lazio ha questa giocata gratuita dentro 22, può essere pericolosa perché soprattutto con Albanese e con il numero 10 sono sempre molto estrosi e con il vantaggio possono inventarsi sempre qualcosa. Adesso ipotizzo 3 punti facili, Federico, non so tu che dici, ma la Lazio deve un attimo congelare un po' la situazione, far passare un po' di tempo, quindi immagino che la Lazio vada per i pali e fa passare un bel minutino per il proprio cartellino giallo. Sì, infatti vediamo la chiamata è proprio quella, calcio facile, probabilmente come dici tu non è soltanto una questione di punteggio ma è anche una questione di tempo, soprattutto in questo momento sei un uomo in meno, loro Verona partita fortissima, giustamente come deve fare e onestamente anche molto molto bella, cioè l'idea di partire andando a portare sempre tanta pressione sul punto di incontro, sul punto di ricezione, portato intanto a un giallo a 3 punti, adesso quindi Lazio che cerca di probabilmente rallentare il ritmo, sarà anche questa può essere forse una delle chiavi in cui vedere la partita, tutto lo scorrimento della partita, quanto la Lazio riuscirà a rallentare e quanto Verona invece riuscirà a accelerare, abbiamo visto anche i punti di incontro sono stati fino adesso il Verona velocissimi. Sì, è vero.
Guarda, anche la scelta del numero 9 Fagioli è un ragazzo molto rapido, piccolino, ma c'ha una qualità del punto d'incontro, la velocità del punto d'incontro che veramente può fare la differenza, soprattutto la prima mezz'ora. Poi naturalmente adesso questi 3 punti, Federico, io ti chiedo anche, vedendo un po' il gioco tattico, abbiamo visto un gioco tattico lungo e alto della Lazio e spesso solo lungo del Verona. Invece adesso già abbiamo visto 2 palle alte anche del Verona, quindi probabilmente lo stile di utilizzo del gioco al piede sarà sempre quello, andare alti, mettere pressione, perché si gioca tutto nell'errore dell'avversario in questo momento sembra, e naturalmente Verona adesso probabilmente cercherà di prendersi qualche azzardo in più con la palla in mano, sfruttando l'uomo in più. A te. Vediamo quindi il calcio di ripresa di Ormson, ancora portata la pressione da Sardo, però Donato riesce ad evitare il primo placcaggio, poi c'è però Quintieri, lo mette giù e adesso quindi punto d'incontro che però mi sembra sia fuori dai 22, quindi Lazio non può andare direttamente in touche. Vediamo quindi la scelta di Donato, calcio lungo in mezzo al campo, ben recuperato da Reale che sposta su Ormson che ha tanto campo qui, c'è tanto campo, c'è quella superiorità e adesso Belloni che evita benissimo Michele Bianco, poi riesce a giocare un offload, forse però in avanti, sì, infatti in avanti. Sì, dicevi giustamente il gioco abbiamo visto all'andata un gioco lungo del Verona, un gioco lungo e alto della Lazio, al ritorno adesso stiamo vedendo Verona che fa solamente il gioco molto alto per portare pressione. Vediamo se la Lazio sceglierà di mantenere la stessa strategia o, avendo il vantaggio dell'andata, di cambiare, quindi magari lasciare palla, metterla più lunga e farsi ricalciare addosso per tenere lontana dalla zona pericolosa al Verona. Anche perché adesso il Verona naturalmente come principale avversario ha il tempo anche, quindi è già la seconda palla che vediamo contrattaccare e fare quel passaggio in più o quel rischio in più che naturalmente adesso Verona deve prendersi, perché deve andare sotto i pali il prima possibile per incominciare a mettere almeno una meta sul tabellino. Abbiamo visto Luca Belloni che ha portato bene nello spazio, ha provato un offload forse di troppo in una condizione normale, ma in questa partita devono prendersi questi rischi, ragazzi sono giovani, hanno la possibilità di farlo e quindi possono provarci, insomma. Nel frattempo abbiamo visto la prima mischia portata, mischia che è rimasta stabile, quindi non c'è stato un grande avanzamento, poi pallone spostato da Lazio con Giovannini che usa il piede centrale per Reale, lui invece si appoggia alla touche. Da qua direi forse un calcio che poteva uscirgli un po' meglio, è uscito leggermente, un collo esterno, quindi gira tanto, però prende la touche, era dei 22 in sicurezza. Sì, sì, anche questo utilizzo ottimo del gioco al piede della Lazio, che hanno questo destro e il sinistro Giovannini che viene utilizzato spesso. Adesso hanno utilizzato una sorta di finta penetrante vicino con il piede dietro sinistro che va lungo in mezzo al campo. È sempre difficile da difendere, sei in due, devi lasciare uno spazio, se battezzi un angolo ti vanno lungo in mezzo al campo, e poi Reale ha preferito andare in touche, quindi ipotizzo che Badocchi abbia lavorato bene la pressione qua in touche, lasciano il primo blocco con una furba. Ed ecco una furba giocata tra l'altro molto bene, poi però Hilua perde il pallone avanti sul primo contatto, però interessante questa furba, subito prima touche in favore per la Lazio, la scelta è una furba, effettivamente il blocco non era marcato. Completamente in lettura, si vede che Badocchi preferisce far lanciare davanti e sfidarli in drive, in una difesa in drive, e quindi lascia il primo blocco libero. E sinceramente la Lazio aveva fatto la scelta giusta, poi poteva magari avere un po' più di pazienza con la palla in mano, cercare possesso e tornare verso il campo, e si vede che diciamo il caldo si fa sentire anche soprattutto per le prime linee, già ci sono stati 2-3 minuti di gioco con gioco tattico, quindi immagino che questa mischia sarà importantissima per capire gli equilibri. Sembra abbastanza stabile, Verona spesso riceve con il primo ricevitore all'ala per portare subito pressione, però attenzione. Questo è importante, diciamo una mischia stabile, probabilmente Fagioli secondo me aspetta un attimo di troppo sperando in una seconda spinta del Verona, la seconda spinta invece l'anticipa la Lazio che non lo so ma credo possa aver lavorato anche su questo, molto bene Kriak in questo caso, però buona la seconda spinta perché tiene all'inizio e poi riesce a far girare, quindi calcio di punizione importante per la Lazio che adesso vediamo probabilmente andrà di nuovo ai pali. Vedo anche Cioffi che è pronto a rientrare in campo, penso dopo questo piazzato, quindi naturalmente la Lazio ha fatto passare con molta esperienza questi 10 minuti, ha acquisito pochi rischi e ogni volta che va nella metà campo avversaria purtroppo c'ha sempre l'opportunità di portare a casa il punteggio. Adesso non voglio tirare su questo piazzato che è molto difficile, però abbiamo visto anche contro la Primavera piazzare un calcio di punizione molto simile al vostro numero 10, quindi naturalmente c'è la confidenza per poterlo fare, è sicuramente la scelta giusta a prescindere dal risultato. E sono passati questi 10 minuti con la superiorità numerica del Verona, diciamo un po' sterile dal punto di vista delle opportunità, certo che la partita è ancora lunga, però sì, la Lazio sembra che in questo momento tatticamente come all'andata è messa bene in campo da Alfredo De Angelis, effettivamente anche questo piazzato che entra diventa un macigno soprattutto per la testa di Verona, che sa che è ancora lunga la partita, però
e avrebbe dovuto sfruttare meglio questi 10 minuti. Sì, allora ricordiamo con questo piazzato la Lazio che passa per la prima volta in vantaggio, un punteggio di 6-3, 2 piazzati di Donato, un piazzato di Orbson, partita bloccata dal punto di vista del gioco, ma i punti già ci sono. E adesso vediamo quindi il drop di ripresa di Orbson, ancora a portare pressione, ma è buono l'ascensore su Pilati, poi portato giù ma riesce a scaricare il pallone su Ilva. Segno lì, siamo forse anche qui ancora una scelta quella di portare la Lazio sempre fuori dai 22 sul calcio d'inizio, non permette una liberazione comoda e quindi box di Albanese molto alto, vediamo chi sale a portare pressione, è Santarelli, c'è uno scontro con Reale, però il pallone rimbalza dal lato della Lazio e quindi può giocare un altro possesso e invece no, il pallone è recuperato dal Verona, secondo recupero da parte del Verona. La numerica esterna del Verona, adesso vediamo se riescono a sfruttarla spostando. C'è un piccolo avanti. Cade il pallone al Reale. Poi forse di troppo questa scelta di Cruciani che porta a terra Reale a insomma gioco già fermo perché il pallone era evidentemente caduto. È un ragazzo di Verona, Cruciani sicuramente sentirà la partita più degli altri e quindi però si sa che queste partite si giocano anche sull'aggressività, su quella cosa in più che viene fatta anche per prendere confidenza e per prendere quel centimetro in più dentro la testa dell'avversario. Naturalmente dopo un errore così sicuramente Reale si sentirà un po' sotto pressione adesso, naturalmente la partita è da lasciare andare gli errori e pensare all'azione successiva perché tanto la cosa più importante è quello che accadrà dopo. La Lazio sembra un po' in controllo, forse Verona ha avuto nel primo turnover un'opportunità di spostare subito, invece è passata diretta con il proprio talonatore con Gigi Bertucco che è andata diretta e la Lazio è riuscita a pareggiare un pochettino i numeri e essere confidente a difendere anche esterno. E adesso vediamo un'altra mischia, sarà importante vedere l'andamento. Vediamo sì anche che questa è una mischia, l'abbiamo vista già prima che era stabile, questa con l'introduzione Lazio che ha sofferto l'andata molto in introduzione, infatti qui Albanese tira fuori il pallone velocemente con Michele Bianco, forse si isola, arriva però bene il sostegno e adesso fuori, dietro Donato, calcio che probabilmente gli esce un po' esterno ma rimane comunque fuori dai 22, la pressione di Giovannini, Reale stavolta recupera un buon pallone scaricato rapidamente dentro, quindi deve rimanere in campo, però c'è l'ottima copertura di Donato che va ancora a lungo. Diciamo Verona forse è qui che deve prendersi qualche rischio in più in queste situazioni perché sennò la partita tende a girare come la vuole impostare la Lazio. Vediamo qui la scelta, Albanese recupera e gioca velocemente da solo, vediamo qual è la scelta, usa lui il piede, ancora lungo, ancora sul lato destro, su Sardo che può controllare dopo il rimbalzo, appena under, lungo, probabilmente anche esterno e questa gli esce male. Qui, allora, voi non lo vedete ma lo vedo io, Mauro che appena ricevuto palla Sardo ha già fatto quel gesto, l'aveva vista, non era partita bene. Allora sì, sicuramente su questo gioco tattico il vantaggio di prendere la palla al volo e non rischiare sul rimbalzo, ti guadagni quei 2-3 secondi per avere il pallone in mano, avere quel tempo in più per decidere e leggere. Se invece lo lasci rimbalzare, lasci la difesa arrivare e quindi sicuramente si sarà sentito un po' sotto pressione con l'utilizzo del piede. Adesso mi aspetto che la Lazio invece provi a tenere un po' il possesso, andrà secondo me il primo blocco con un drive e per andare diretto magari come è andato a Verona nell'azione della meta, ma ancora una furba. Giustamente lasciano completamente scoperto il primo blocco, sarà una necessità e una richiesta dell'allenatore del Verona, però gli lasciano un possesso abbastanza comodo in questo momento. Stanno andando diretti, attenzione. Vediamo il piede quindi di Donato su Cioffi che è appena rientrato, bravissimo Reale. Ecco, prima dicevamo forse si sente la pressione, qui Reale fa una gran presa al volo. C'era però il vantaggio iniziale per la Lazio, quindi giocata libera quella di Dan Donato che non rischia di perdere il possesso, sacchia la palla e gli ritorna, adesso forse addirittura l'occasione di, vediamo se andare nuovamente per i pali, ecco anche sì, chiamati pali, lo abbiamo visto. E anche questo forse è un profilo, il cinismo sarà fondamentale soprattutto per la Lazio a questo punto che ogni volta che viene in campo deve portare punti, per adesso lo sta facendo bene, vediamo anche se dobbiamo vedere come va questo piazzato ma la scelta è evidente. Sì, allora sicuramente adesso la disciplina sta pesando tantissimo al Verona perché probabilmente è anche un po' dettata dalla fretta e dalla pressione che sente sulla partita. La Lazio in questo momento sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista delle fasi statiche è impeccabile, ha fatto due scelte uguali identiche senza voler forzare per forza il loro gioco, ha visto l'opportunità due volte su una furba su touche a 6+1 e l'ha presa, portato avanti il pallone, dato diretto, appena con il vantaggio ha usato il piede, quindi veramente in questo momento la differenza reale la stanno facendo 9-10 come all'andata che veramente stanno giostrando i tempi della partita e le occasioni naturalmente. Sicuramente Verona in questo momento deve cercare di prendersi qualche rischio in più e cercare di avere un possesso magari avanzante. Anche questo non entra però.
questo è un calcio che non entra, quindi si rimane sul 6-3. Dicevi giustamente Lazio che sta gestendo bene con la mediana. Io faccio un piccolo accenno a questa, era una chiamata in fondo alla touche ed è Pilati il capitano che si accorge lui dai fondo touche che è marcato e chiama invece la furba, quindi molta attenzione da parte di tutti i giocatori della Lazio alla disposizione in touche del Verona. Qui il piede alto di Albanese è ben recuperato da Ormson, vediamo quindi adesso ancora molto velocemente il pallone su Galanti, portato bene a terra da Tomasini che deve però rotolare via, lo fa e allora fuori il pallone e adesso è Rossi. Alessandro Rossi, ancora velocissimo Fagioli, ce lo dicevi, Ormson fuori, qui c'è ancora una superiorità, adesso recuperata, quindi va sull'1 contro 1, non rotola via, c'è un placcaggio, no, è proprio il sealing off dei giocatori della Lazio. Sì, forse Cruciani che crolla oltre, abbiamo visto che quando Verona sposta il pallone, soprattutto sui punti di incontro a largo, la Lazio tende a far battaglia lì e invece rimanere in piedi senza intervenire sui punti di incontro in mezzo al campo per avere numeri, ma appena il Verona sposta il pallone Lazio crea un inferno su quel punto di incontro esterno, adesso sono stati anche quasi, ci sarà water break? Sono stati anche quasi troppo aggressivi e infatti hanno preso calci di punizione. Potrebbe essere questo un possesso per il Verona per provare a tenere il pallone in mano, adesso vedremo questo lancio in touche, cosa ti aspetti tu? Un drive e andranno diretti per vedere un attimo come è l'andata o una touche a 5 magari giocheranno in mezzo al campo, Federico? Adesso bisognerà vedere quanto Ormson riuscirà a arrivare a ridosso dei 22 o della linea di meta della Lazio. Ormson lo conosciamo, è stato per 3 anni, se non sbaglio, miglior piazzatore dell'eccellenza, quindi è un giocatore che nel piede è assolutamente la sua arma principale. Se riesce a portarli vicino mi aspetto un bel drive, probabilmente, questa però è lettura, con magari un cambio di angolo di spinta completo, un cambio di asse di spinta per indurre la Lazio a spingere un lato e poi spostare immediatamente. Sì, vedremo. Sicuramente, vedremo soprattutto come dici tu, sarà fondamentale capire dove uscirà questo pallone, forse c'è poco angolo, non riesco a capire il vento, però guarda, io mi giocherei che se escono da metà campo ai 22 una touche a 5, provando qualcosa di un po' diverso per tenere un po' di possesso, magari andando a sbattere con qualche portatore forte in mezzo al campo, cercare l'avanzamento, andare un po' nel senso, perché è quello che è mancato forse alla partita d'andata al Verona, un po' di possesso di qualità, un po' di avanzamento durante il gioco. Vediamo che esce il pallone, sì, forse sui 30 metri, quindi mi potrei aspettare forse anche un drive, ma no, vedo che continua a correre. Io, secondo me touche a 5, vedrai che vediamo il portatore principale del Verona è Alessandro Rossi col caschetto giallo che si porta in mezzo al campo insieme al numero 8. Vedrai che andranno con una touche a 5, l'hanno fatta spesso questa Verona, gioca una touche a 5 con primo ricevitore il numero 12 che può portare un ottimo portatore Quintieri e con all'esterno 2 altri portatori con Ale Rossi, infatti. Ed eccola, però è ben marcata, questa è Cannata, probabilmente messo dentro proprio per questo. Placcaggi molto duri, però caspita, ragazzi, c'è un vantaggio, quindi anche qui Ormson libera al piede, calcio che forse rimane un po' corto, è recuperato da Santarelli, ma c'era appunto il vantaggio e Verona che può, quindi alla fine è riuscita a portarsi a casa quantomeno il risultato minimo, un calcio di punizione in mezzo ai pali fra i 22 e i 10, quindi piazzabilissimo. Vedremo adesso, vedremo, perché il tempo è un po' diverso dai primi minuti della partita, potrebbe esserci anche la scelta di andare per la touche perché naturalmente più tempo il passa è più difficile fare 4 mete per Verona, e partendo dal presupposto che naturalmente bisogna vincere la partita, però deve prendersi qualche rischio e probabilmente adesso vedo che non entra nessuno con la piazzola e secondo me andranno in touche ancora e quindi vediamo, appoggia il pallone, no, mi sbaglio, vanno per i pali, cercano un 6 pari per rimanere agganciato al risultato, ci può ancora stare, diciamo, il risultato sono 20 minuti, 23 minuti di gioco, può starci come scelta, caspita che difensore il nuovo ragazzo a terza linea che Cannata, tra l'altro ragazzo 2004. Caspita, veramente solido perché Alessandro Rossi è un ottimo portatore, anche l'esperienza da Viadana ha sempre dimostrato di essere un portatore veramente di qualità, fisico e diciamo, vederlo fermato così sulla linea del vantaggio è stata veramente una bella difesa. Poi forse sempre un po' troppo frettoloso la Lazio. Palo di Orso, quindi pallone però che rimane in gioco, vediamo chi recupera, è Donato, quindi può allontanare al piede. Questa era un'occasione importante per trovare il pareggio. Vediamo qui pallone portato bene, calciato in touche, siamo sulla linea da campo. Questa era un'occasione importante, come dici tu, conta il punteggio ma conta tanto la testa. Verona non deve andare sotto, non deve demoralizzarsi per un non essere riuscita, ecco, forse diciamo magari
hanno anche dubitato cosa scegliamo, cosa facciamo, alla fine vai ai pali, non arrivano i 3 punti, può essere pesante, però c'è tutto il tempo per portarla avanti questa partita, e disciplina che però sarà la chiave fondamentale secondo me. Sì, ancora touche a 5 per Verona, stesso profilo di lancio di gioco, però utilizzano l'opzione per spostare, naturalmente si sono portati un po' addosso la pressione, primo lancio di gioco hanno giocato in mezzo, sono andati dietro un po' scontato, devono cercare di partire dalle basi per cercare degli avanzamenti facili, quindi giocare magari anche la frattura per andare a cercare di portare la palla avanti e dopo 2 o 3 fasi di avanzamento magari spostare. Sì, dicevo prima, mi sono un po' arrabbiato su questa situazione di Verona, perché è vero che Brian è un ottimo piazzatore, però la differenza di salire su quel calcio di punizione, è vero che è molto raro prendere il palo, però c'è stata un'opportunità, il pallone ha rimbalzato 2 volte, Donato ha recuperato senza pressione, ha sparato un calcio a metà campo, le situazioni si possono anche creare, bisogna crederci in tutte le situazioni sempre. E adesso sarei curioso di vedere la Lazio cosa sta, è molto stretta con i primi 3 uomini, forse che potrebbe giocare sempre un calcio all'ala? Potrebbe tentare secondo me un calcio dietro il secondo centro. Vedo diretto sempre con Michele Bianco, che ottimo, in queste situazioni porta da 12 anziché da 13 per essere lui il primo portatore, nonostante le dimensioni non lo aiutino, non è un giocatore fisicamente così imponente. Anche Mischia lui, sì. Ho visto giocare una partita di campionato dove è stato anche man of the match, veramente anche lui ha qualità, naturalmente albanese è difficile da schiodare con la maglia numero 9, immagino. E diciamo che sì, dopo il punto di incontro vicino sono andati ancora alta e diciamo, mi sorprende quanto Donato sia così quadrato sul gestire e seguire il piano tattico della partita. Mi aspettavo che di solito gli australiani dopo un po' che fanno un gioco tra virgolette noioso cercano qualcosa in più, però veramente questo ragazzo veramente mi sta sorprendendo in queste 2 partite, l'ho seguito durante l'anno, gioca tanto, sa giocare gli spazi, sa giocare la mano, però quadratissimo, piede sempre efficace, veramente chapeau per questo ragazzo. Calcio di Orson in mezzo al campo, recuperato bene da Santarelli, adesso di nuovo Donato probabilmente andrà su con suo fratello a portare pressione e Santarelli stesso, calcio però un po' lungo, Reale recupera, c'è forte la pressione di Santarelli, lo evita molto bene Reale che poi prova da solo, rinviene su di lui Michele Bianco, adesso è buono con il placcaggio, pallone però ancora velocissimo tirato fuori da Fagioli e dentro, adesso sì cerca l'avanzamento e trova l'avanzamento Verona, ancora Fagioli velocissimo, Ormson salta il primo giocatore, rimbalzato Cioffi da Belloni. Sì, Mirko come portatore sembra longilino, ha delle movenze da longilino, rapido. Questo c'è una segnazione del guardalinea, questo era un ingresso laterale e c'è solo spalla anche la pulizia. Solo spalla, esatto, io sono... Non ho visto dall'altra parte, c'è un po' di nervosismo sul punto d'incontro, adesso addirittura Belloni con confidenza va a schernire un pochettino Cioffi, secondo me dobbiamo stare un po' più concentrati sulla nostra partita, naturalmente la fisicità e la voglia di competere col proprio diretto avversario, ci sono tanti scontri diretti dentro la partita, veramente interessanti, 2 numeri di 10, la Cioffi il giovane contro diciamo, il ragazzo di un po' più di esperienza e naturalmente una carriera già alle spalle importante, i numeri 9. Sono belli da vedere. Sì, era quell'ingresso laterale che abbiamo visto entrambi, è un ingresso probabilmente possiamo dire, questo è un fallo sciocco, non ce n'era bisogno, è stato probabilmente più di frustrazione e di scelta. Adesso colgo l'occasione della pausa del calcio per, prima parlavi di Dan Donato, io con loro ho fatto un precampionato e mi ha stupito moltissimo, come dici tu, dagli australiani ci si aspetta anche molto estero, la capacità, la voglia di mettersi costantemente in gioco, di organizzare e condividere il game plan per poi seguirlo maniacalmente. Ecco, forse oltre alla capacità, all'aspetto tecnico, c'è questa dedizione al lavoro che li caratterizza. Sì, sicuramente poi avere un numero 10 così che ti prende in mano la squadra e probabilmente gestisce e chiede tanto ai propri compagni sui dettagli che vuole lui, poi fa la differenza in una partita, perché poi più si parla e più si lavora quel piccolo dettaglio, più in campo la differenza si vede. Adesso in questo momento di nuovo piazza veramente da lontano, ma la gittata come prima ce l'aveva, forse un po' corto. Forse un po'... no, è fuori, esce veramente sulla destra del palo, fa la barba al palo, si diceva un tempo. Sì, esattamente, diciamo che la lettura della partita è sempre la stessa per la Lazio, veramente Verona deve cercare di sfruttare anche qualche opportunità, qualche gioco rotto, qualche piccola situazione anche di gioco un pochettino più sporco per
andare a mettere un po' di pressione alla Lazio, perché in questo momento mi sembra completamente in controllo della partita. Albanese, calcio alto, ancora forte la pressione di Santarelli che stavolta porta bene Reale a terra ed è proprio Albanese a tentare il recupero ed è bravissimo, e qui è bravissimo Albanese, non si fa spostare, ottima la pressione di Santarelli. Qui Reale forse forza troppo quella finta, provare subito contatto in verticale, rimanere in piedi un attimo, invece con la finta perde velocità, viene messo a terra facilmente troppo facilmente da Santarelli. Lazio che ha un altro calcio di punizione e un'altra occasione. Sì, forse Verona deve lavorare ancora più duro con la palla in aria, perché Reale a mio parere sta facendo un ottimo lavoro soprattutto sotto i palloni, fino adesso è affidabile, quadrato. Ovviamente la Lazio è molto chiara come gioco, palla alta, mette tanto pressione su quel primo placcaggio, devono fare qualcosa in più i giocatori accanto a Reale per tornare in gioco e pulire quel punto di incontro duro, che la Lazio arriva con 30 metri di corsa, e in questo momento Albanese naturalmente col suo estro sta facendo la differenza, ottima lettura del punto di incontro, messo le mani in piedi, l'arbitro è in una posizione perfetta, lo vede subito e lo premia, giustamente. Adesso dopo i due piazzati sbagliati consecutivi, naturalmente Donato con confidenza va ancora per i pali, vediamo un po' il risultato. Esce molto bene. Questa è buona, quindi Lazio che allunga quando è il 30° minuto, mancano 10 minuti più o meno alla fine del primo tempo, il punteggio è Lazio 9, Verona 3 e vediamo, tra l'altro azione che viene da un calcio di rinvio di Orson che non so se era voluto, un calcio così lungo, quasi radente, e che però ha permesso alla fine con un grandissimo calcio di Albanese di riportarsi lì. E adesso ancora drop, stavolta cambia strategia perché è un drop lungo permettendo a Donato di prendere e calciare direttamente. Si appoggia bene alla touch Donato, Reale giustamente non gioca velocemente e qui forse cambia anche la strategia al Verona. Sì, dopo la prima touch a 5 dove hanno sbattuto in mezzo e la seconda touch a 5 che hanno spostato, sarei curioso di vedere se cercheranno ancora di sorprendere la difesa, vanno ancora a touch a 5, vediamo se torneranno, magari potrebbero sbattere e tornare sulla chiusa, devono cercare delle alternative. Io sinceramente cercherei l'avanzamento in primo luogo, magari giocando la frattura, però credo che i primi 2-3 difensori sulla linea della Lazio non siano proprio dei più comodi. Però sbaglia il lancio, quindi recupera Donato ed è difficile da fermare, infatti Fagioli non riesce a metterlo giù, ci vogliono 3 giocatori, pallone veloce per la Lazio e quindi adesso Cannata, ottimo il placcaggio di Alessandro Rossi qui. Ed è forte anche la pressione sul punto d'incontro, ottima la controrack del Verona, che quindi devono cercare di spostare Verona subito perché la Lazio si risistema subito, avanzamento ancora di Pisani, naturalmente si pallone al Reale. Reale cerca un gioco al piede che non riesce, questo è un rischio molto grande e attenzione, il placcaggio è ben portato, forse alto di Tomasini, però bella la pressione della Lazio e qui Quintieri secondo me fa un gran lavoro perché è una situazione difficile, sembra da Quintieri magari ci si aspetta il portare il pallone, andare a sbattere, cercare lo scontro nell'avanzamento, invece qui è bravissimo a usare il piede, un bellissimo grabber. Sì, Leo sta sviluppando delle abilità anche oltre il suo punto di forza che è portare il pallone, ultimamente ha dei grandi piedi per uscire dal frontale e sta sviluppando anche un buon gioco al piede che naturalmente da 12 è sempre utile quando soprattutto il 10 è impegnato. Sì, diciamo che ho visto il Verona lamentarsi un po' per il placcaggio, però sinceramente il pallone era veramente un passaggio troppo lungo, molto rischioso. Lodovico Rossi è stato anche bravo a tenere quel pallone e adesso di nuovo la furba davanti, la Lazio ha una solidità. Però è forte la scelta è voluta, credo, perché poi quella di portare fuori il portatore e infatti ci riesce, probabilmente è studiata. Sì, la solidità della Lazio che sceglie sempre giustamente l'opportunità più semplice da cogliere, è interessante. Verona vuole insistere per il primo blocco per dare un pochettino più di difficoltà alla Lazio a spostare il pallone. E secondo me sicuramente nel secondo tempo dovranno cambiare qualcosa perché lì comunque gli dà un vantaggio, un possesso sicuro alla Lazio, quindi vediamo ancora una volta un po' di difficoltà. Portata indietro Fagioli, c'è forte la pressione su di lui, isolato, però evita benissimo due placcaggi, tra l'altro di Donato e Cruciani, quindi due giocatori, due grandi placcatori. Adesso eccolo Rossi, l'abbiamo detto, portatore pericolosissimo, riesce fuori il pallone. È ancora alto, vedremo Giovannini se ancora sarà. Attenzione, qui Giovannini non riesce il recupero. Ci potrebbe essere calcio di punizione, ma no. L'arbitro ha dato un avanti, non il fuorigioco di. Non ho visto chi era, Cioffi forse aveva recuperato. Sì, c'è un giocatore della Lazio che utilizza il pallone dopo l'avanti, probabilmente è involontario, comunque se l'è trovato lì
e è sempre difficile da gestire. Attenzione, c'è puramente la segnalazione del guardalinee appunto che dà il calcio di punizione. Era un po' al limite, la regola è un po' difficile anche da interpretare per i giocatori in campo, perché molto spesso le contese in aria sono difficili da decifrare in quella frazione di secondo quando sei in campo. Giustamente ti arriva il pallone, nel dubbio lo tiri su, e ecco un'altra opportunità per Verona. Siamo sempre sui 40 metri, sui 35 metri dalla linea di meta della Lazio. Vediamo che si riuniscono un pochettino, probabilmente abbiamo visto che la Lazio sta mettendo grossa pressione sulla touche a 5, sono già 2 lanci sporchi che il Verona riesce a portare, quindi tornano con 6+1, primo uomo in piedi, chissà se... Però è ancora disturbata la touche del Verona, quindi recupera Donato, scusami se ti ho interrotto, no, ma hai era fatto bene, veramente... un momento importante questo per la difesa della Lazio, che guadagna anche un calcio di punizione, credo. No, c'è ancora una bandierina alzata del guardalinee. C'è una bandierina alzata, c'è un ingresso del... esatto, c'è l'ingresso dello staff medico, credo sia proprio Donato che aveva recuperato palla, quindi forse no, forse sul placcaggio. Stiamo rivedendo un pochettino la situazione, ma sì, veramente il capitano che intervento sul primo blocco, veramente complimenti sulla lettura e sulla velocità del salire su quel punto di incontro lì. C'è un ingresso probabilmente laterale, forse un placcaggio sul drive impostato sul recupero. Stiamo cercando di decifrare la chiamata, perché l'arbitro diciamo non ci dà una grossa mano con le segnalazioni, siamo un po' lontani dal fischio, e comunque sia rimane il fatto che la Lazio siamo quasi agli sgoccioli del primo tempo e la partita si è incanalata proprio forse come voleva la Lazio, cioè poche mete, anzi nessuna meta fino adesso sulla partita, e il punteggio che rimane abbastanza a favore della Lazio, ma comunque sia quello che conta è che mancano solo 40 minuti e quindi la Lazio si avvicina sempre di più a portare a casa questa finale. La Lazio che secondo me sta gestendo più che altro, al di là del punteggio, veramente l'idea di tenere costantemente Verona fuori dalle zone di pericolo. Ha concesso quei 2 calci di punizione nella propria metà campo, poi il resto di piazzabile non c'era niente, quindi penso l'obiettivo sia veramente questo, almeno per questi primi 40 minuti, era non subire punti, e fino adesso ci stanno riuscendo bene. Verona che deve sicuramente cambiare qualcosa, e vediamo anche, io sono curioso anche di vedere se la Lazio sceglierà di cambiare la gestione delle touche sapendo che ha quello spazio libero, che come dici tu è sempre un pallone sicuro, ma è un pallone che non porta e non riesce mai a uscire da lì, ti blocca sui 5 metri ed è forte la pressione da quell'esterno che certo, diventa, che porta verso fuori. Sì, probabilmente anche se la Lazio comincerà a impostare dei drive là davanti, probabilmente subirà una pressione quasi laterale verso la touche, e quindi è sempre difficile. Poi naturalmente attenzione, infatti vanno addirittura oltre il terzo blocco, ottimo lancio veramente del tallonatore, impostano il drive con 20 metri di spazio sia anche sulla chiusa, infatti attaccano la chiusa. Interessante Albanese sbaglia il passaggio e quindi recupera Fagioli, che è velocissimo. Mamma mia, Donato che recupera. E qui c'è tantissima pressione del Verona, che porta, vediamo se Cruciani è andato a terra oppure no. Forse sì, quello quindi era un placcaggio. Adesso Verona, ormai il possesso è andato, deve essere disciplinato. Se la Lazio non troverà la touche, è un'ottima palla da contrattaccare, infatti si avvicina al triangolo allargato, però è un ottimo calcio di Albanese che porta il gioco sui 40-35 metri avversari, proprio i 35 metri, è veramente un'ottima exit. Sì, diciamo, abbiamo visto la differenza su questo lancio oltre 15 metri addirittura per impostare un drive e per avere lo spazio in chiusa per attaccare, dove effettivamente Albanese e Cioffi attaccano con qualità, però c'è una brutta trasmissione di Albanese che non vede arrivare Cioffi probabilmente e lo considerava un po' troppo profondo, e pallone recuperato. È questo che ti dicevo prima, secondo me adesso Verona deve cercare di girare un po' la partita anche con questi eventi qua e avere un po' più di fortuna forse in alcune situazioni in cui potrebbe arrivare di nuovo portatore in mezzo al campo. Io sono veramente colpito però da Fagioli, perché anche qui ha recuperato un pallone difficilissimo, riuscendo poi a scaricarlo, non il miglior passaggio, ma considerando la situazione è un gran lavoro. E qui è buono l'intervento difensivo della Lazio, Silla non riesce a mettere a terra. C'era però un vantaggio forse sul tentativo di recupero del pallone sul primo placcaggio, credo che un giocatore della Lazio abbia un in avanti, forse sulla raccolta, sul grido talpa, e adesso ci sarà una mischia in mezzo al campo con forse l'ultima potrebbe essere occasione. l'ultima azione del primo tempo. Sì, Federico, tu che ne pensi? Nel senso, mi sembra di capire che adesso la Lazio stia cercando comunque di attaccare anche in drive e continua ad andare per vie dirette senza assumersi grandi rischi. Io sono d'accordo naturalmente nella lettura perché sta portando ottimi frutti,
però ecco, vedendo anche la panchina che avete, penso a buona volontà, penso a delle gambe veramente che ancora non abbiamo visto sfruttare al momento, Giovannini, Cioffi all'esterno, ma anche Santarelli, hanno avuto pochi palloni. Nel frattempo è buonissima la Mischia, parte In chiusa ancora ancora Fagioli. Fagioli sta facendo secondo me in questo momento il migliore in campo fin qui, riesce a dare ritmo. Però c'è un ingresso laterale. Ecco, forse a questo Verona deve fare attenzione. È giusta la voglia di giocare rapidamente, è giustissima la pressione da portare nei punti incontro per far uscire. Sappiamo quelle regole, 1-3 secondi a un pallone veloce, stanno cercando di tenerli tutti su quel ritmo lì, però poi questi falli non deve commetterli. E cosa mi aspetto io? Io penso anche che la gestione sia stata quella di aspettare, cercare, abbiamo detto, un primo tempo in cui la Lazio ha anche forse rifiutato un po' il gioco, spostando costantemente il campo di Verona, scelta tecnica, scelta voluta, anzi scelta tattica più che tecnica, e vediamo però se nel secondo tempo continueranno o se invece sulla fatica l'idea è quella di cominciare a alzare un pochino il ritmo, se ci si riesce, perché comunque Verona sta facendo un lavoro sul ritmo che è importantissimo, quindi forse anche puntare su questo. Quando loro abbassano forse è stata preparata anche pensando a una partenza forte di Verona, e vedere quindi il secondo tempo è un'incognita ed è la cosa più bella che ci aspetta. Sì, no, esattamente, infatti vedendo anche il vostro secondo playmaker in panchina, Bianco Matteo e buona volontà, mi aspetto magari che Donato possa passare estremo e vedere un attimo anche questo giovane ragazzo al numero 10 che effettivamente ha ottime qualità. So che ha avuto qualche problema fisico, e vedere anche Chicco di nuovo in campo è sempre un piacere, è una prevedibilità, però forse non è la partita ancora adatta a loro in questo momento, quindi la Lazio probabilmente dovrà, diciamo, congelare il risultato, mentre il Verona immagino che in questo momento ho visto partire da qui accanto a noi sia Aaron Good che Greg Sinclair, e andranno a portare energia, perché è giusto anche che il Verona concluda questi ultimi 40 minuti per come ha giocato tutto l'anno, continuare a giocare, prendersi i propri rischi e pensare che l'opportunità può arrivare. Naturalmente si va sempre più dura, però è bello vedere adesso. Nel frattempo abbiamo visto esattamente quello, diciamo, la scelta stavolta Lazio prova a saltare sul primo blocco, andare in drive, anche questa è organizzata da Verona che quindi difende togliendosi, non permette la formazione del drive, quando arriva il giocatore a contatto deve essere un placcaggio pulito, ricordiamolo, se non c'è contesa non ci può essere drive da parte della squadra che ha il possesso. Il pallone deve essere anche, diciamo, non coperto da nessuno, quindi il pallone deve essere al primo comunque ricevitore, di rimanere lì fin tanto che nessuno interviene sul punto di incontro. Infatti adesso l'arbitro credo che stia spiegando la lettura di quello che ha visto, è sempre molto difficile per gli arbitri di dover decidere soprattutto quando c'è tanta esperienza in campo. Abbiamo visto veramente sia la Lazio che il Verona reagire tatticamente a queste piccole situazioni. Sì, probabilmente siamo un po' pazzi nel nostro sport e quindi ci piace godere di questi piccoli dettagli, però lì è tutto un braccio di ferro anche mentale, diciamo. Adesso vediamo questo ultimo lancio forse per il Verona, che secondo me proverà a spostare, vediamo. Però arriva adesso l'avanzamento del Verona e arriva il primo calcio di punizione a favore del Verona da Mischia. La Mischia è diventata, perché era partita molto bene la Lazio, ma è diventata nel corso di questi 40 minuti secondo me la miglior piattaforma da cui ha giocato il Verona. 2 lanci intercettati in touche, 2 volte portata invece giocata fuori, tutte e 2 le volte ben fermati. Da Mischia invece l'azione prima pericolosa di Fagioli e adesso l'ottimo recupero e un calcio straordinario di Orson. Ecco, questo potrebbe essere, attenzione, comunque rimane molto lontano dalla linea di meta, sembrava da qui sembrava molto più vicino, e effettivamente mancano quei 15 metri. Questa è un'opportunità per Verona, sa che smuovere adesso il risultato la porta sia più vicino col punteggio o addirittura sopra, ma soprattutto mette la prima meta e si avvicina un pochettino al loro obiettivo di fare 4 mete. Diciamo che sì, la Mischia chiusa sicuramente, soprattutto nel secondo tempo, quando Verona aumenterà un po' il peso davanti e quando magari il caldo farà sentire un pochettino, attenzione, c'è una touche senza salto, per andare... e vediamo quello che dicevamo. Buona difesa della Lazio, ma ottima anche impostazione del drive. Adesso è abbastanza interessante vedere se c'è l'abbrivio, ma non mi sembra, quindi probabilmente Verona giocherà con il proprio portatore in mezzo al campo e andrà oltre. Vediamo se, attenzione, addirittura spostano, si assumono un rischio molto grande. Portata molto bene la pressione di Santarelli, che è bravissimo a recuperare. Adesso Orson, c'è ancora isolato Luca Belloni. Siamo sempre lì. Scusami Federico, sono preso dalla partita, però scusami se ti ho interrotto. Sì, effettivamente, diciamo,
è stata un'azione azzardata. Verona aveva tutto il tempo per portare in mezzo al campo con il proprio portatore e cercare di andare nel senso con la mischia, perché spostare, diciamo, con la Lazio tutta in linea, con l'estremo tutti in linea, li ha portati solo a perdere 10 metri. Poi ancora nel senso dove proprio la Lazio voleva che andassero, portato fuori. Tra Ottima l'altro difesa. sottolineo una palla a portata nel senso dove l'unico che ha dato una linea verticale che quindi ha bloccato leggermente è stato Quinteri, che ha giocato quel pallone subito dopo la palla spostata da Thompson. Erano tutti nella direzione di corsa della Lazio, quindi difficilissimo lì battere o un gran cambio d'angolo oppure portati fuori. Adesso finisce il primo tempo, noi ci vediamo fra qualche minuto, mi aspetto un gran secondo tempo. Esattamente, a dopo. Ok, vediamo che riprende il secondo tempo col drop della Lazio di Dandonato, drop corto per recuperare. È buona la smanacciata di Cruciani, poi però
Albanese secondo me aspetta, si fida troppo del compagno che gli sta dietro, quindi bene il recupero di Verona, ma c'è un... Allora, un po' strano questo calcio d'inizio, effettivamente Verona lascia un po' di spazio lì sul kick-off d'inizio e la Lazio fa bene a sfruttarlo, l'ho visto fare spesso anche con i calci corti durante il campionato, forse abbiamo visto già da questa scelta che magari la Lazio si vuole assumere qualche rischio in più nel secondo tempo, forse confidente del risultato e vuole dare un po' di spettacolo al proprio pubblico forse. Secondo me la Lazio invece non deve cambiare stile di gioco, piano di gioco, adesso vediamo una touche, chissà se andranno a spostare un pochettino più il pallone, dall'altra parte Verona adesso mi immagino che comincerà con i cambi per cercare di sfruttare questo semidominio, diciamo, che abbiamo visto verso la fine della partita in prima linea. Sicuramente la Lazio avrà qualche contromossa da tirar fuori, soprattutto in prima linea, e ancora di nuovo la furba là davanti. E siamo sempre lì, quindi Lazio che gioca un pallone lì nei 5 metri, poi adesso però forse riescono per la prima volta a portarlo fuori. Adesso ancora Albanese si ferma e quindi si fa caricare la pressione, scelta strana di Albanese, probabilmente aspettava un fischio dell'arbitro che non è arrivato, quindi Lazio che perde l'abbrivio, perde anche 5-6 metri e adesso è Cannata che sfida la difesa. Sì, probabilmente tireranno di nuovo il piede con Den Donato. Tutti dietro. La domanda è dove? Ancora alto su Reale. Forse un po' lungo, no, ancora. Sempre un metro fuori dai 22. Perfetta la scelta, qui Reale però è bravissimo a uscire dalla pressione. Verona qua deve fare qualcosa in più. Utilizza ancora il piede lungo. Attenzione, rimbalza, che entra dentro i 22 e quindi a tempo Donato che però vuole portare la pressione, quindi ancora... E ancora in mezzo al campo, effettivamente come scelta, attenzione che qua Brian potrebbe punire, diciamo, sul gioco tattico ancora. Attenzione, è molto bene, lungo. Il rimbalzo non lo aiuta e quindi Santarelli, che non era posizionato benissimo, si appoggia su Albanese. Vediamo la scelta ancora. Le squadre stanno andando lunghi, si vede che vogliono provare a giocare nella metà campo centro del campo, qui il rimbalzo aiuta Albanese, non Reale. Reale usa lui il piede ancora a cercare di esplorare lo spazio dietro Santarelli, che però copre bene. Adesso i giocatori in mezzo al campo stanno sentendo un po' il caldo probabilmente. Qui errore importante, alla fine la lotta al piede la vince la Lazio con un errore, non con un calcio fatto perfettamente, ma con un errore di... Lo dicevi Federico, che è qua sui dettagli, sui piccoli dettagli, questa ricezione naturalmente, il gioco al piede del Verona sembrava dominante, in questo momento sembra di avere anche un po' di vento a favore e quindi abbiamo visto come hanno cercato gli angoli lunghi, mentre la Lazio con grande esperienza, Verona di solito difende in due difensori sulla profondità, quindi o copia gli angoli o lascia spazio in mezzo al campo. Già 2 volte sia Donato che Albanese hanno cercato il piede lungo in mezzo al campo ma ben coperto. Diciamo il pallone viene fermato un po', quindi vedremo forse qualche grabber in più, qualche calcio basso da parte dei laziali. Vediamo adesso Lazio che se riesce a mantenere il possesso, sembra di sì, e allora Albanese va da Cruciani, va dentro lui, ottimo, si stacca benissimo Rossi dalla mischia e adesso è Dan Donato che riesce a rompere il primo placcaggio, continua ad avanzare. Ottimo placcaggio, questo è il secondo placcaggio di Alessandro Rossi nella stessa azione, è questo il momento in cui il Verona deve resistere alla sfuriata della Lazio e non riesco a capire se c'è un braccio fuori del vantaggio, no, è semplicemente una palla lenta, quindi sicuramente è molto difficile da giocare. Guarda, sto vedendo la posizione di Donato, tu ti aspetteresti un drop? Addirittura no, calcio di punizione. No, non adesso, tra l'altro qui c'è tanta esperienza perché sul placcaggio viene immediatamente sigillato il giocatore del Verona per non permettergli di scappare e quindi calcio di punizione cercato dalla Lazio probabilmente in questo gioco su una palla lenta. E ancora per i pali, vedo Donato che indica i pali ancora, giustamente. Sì, come dicevi tu, è un po' un calcio di punizione fotocopia che abbiamo visto qua dentro 22, in cui mi sembra che sempre un giocatore del Verona non riusciva a rotolare, e lì è un po' di esperienza, un po' di sana esperienza proprio nel pulire il punto di incontro in modo tale che sia molto difficile per il placcatore rotolare. Deve fare qualcosa in più di disciplina il Verona perché tutti questi 3 punti, oltre che allontanarla nel risultato per vincere la partita, allontanano dal proprio obiettivo. Ovvio che adesso Verona potrebbe anche scrollarsi di dosso, diciamo, la pressione del risultato della finale, ma magari pensare anche solo alla partita come obiettivo personale, per concludere un po' la stagione in maniera più positiva possibile e cercare di giocare un po' di più. Adesso, come dicevi tu, arriva il momento dei cambi. Sì, vedo Zorzetto e Schiavon,
Adesso sarebbe curioso vedere, e infatti esce Galanti, sappiamo che Pisani anche in nazionale ha fatto vedere che può giocare a destra e sinistra, quindi andrà Pisani a destra, adesso c'è tanto peso, c'è tanta qualità nella prima linea di Verona, perché Zorzetto è ottimo giocatore nelle fasi statiche, ottimo lanciatore, ottimo in mischia chiusa, Schiavon anche lui tanta esperienza, anche durante l'anno ha dimostrato di essere veramente stato un apporto positivo per la formazione di Verona, e adesso naturalmente Verona deve cercare di sfruttare anche queste mischie per mettere ancora più pressione. La Lazio tiene lo stesso copione ancora. Adesso ottimo il placcaggio di Sardo. Rotola un po' forse troppo, per il Verona Però esce il pallone, c'è un calcio di piede. punizione. C'è l'utilizzo del piede. Sì, questo però mi permetto di dire era palesemente in un tentativo di controrack totalmente involontario questo utilizzo del piede nella rack da parte del Verona. Federico, torniamo sempre ai stessi discorsi, cioè, Sono i dettagli. È anche l'esperienza e i dettagli, perché sì, poteva essere non calcio alto, però veramente vogliamo forzare quel punto di incontro, lasciare utilizzare il piede alla Lazio e poi magari giocare quel pallone lì. Adesso si trova con un lancio la Lazio che probabilmente utilizzerà il drive e magari ancora un piede alto, e quindi va ancora più a congelare il gioco e mettere pressione al Verona nella propria metà campo. Vediamo un po' se il Verona cambierà anche stile di pressione sulla touche. Mi sembra di no, mi sembra forse sì, è sempre touche a 5. Vedo Parolo che copre anche il primo blocco, quindi potrebbe esserci, ecco, questa nuova variante tattica sulla difesa in touche. Infatti vediamo la Lazio, no, ancora furba, sempre lo stesso. Ancora lo stesso. Quindi non cambia Verona, ma non cambia neanche la Lazio. Evidentemente situazione che sta bene ad entrambe le squadre. Lazio che tiene il possesso e Verona che non dà possibilità alla Lazio di giocare fuori. Sì, diciamo la Lazio consistente nella chiamata sempre. Giustamente il capitano vede lo spazio giusto, lo spazio libero, e porta a casa il possesso. Non ha bisogno di rischiare niente la Lazio, quindi portare a casa una touche senza salto è sempre positivo, tra virgolette, per poi andare lungo ancora. Possesso ancora dentro i 22, vanno direttamente fuori, e Verona, diciamo, sta piano piano nel vortice della partita, molto simile anche all'andata, in cui vuole giocare la Lazio su questi ritmi, con questi dettagli, e effettivamente il punteggio piano piano se ne va, la Lazio oltre il break. Ale Verona, cerchiamo di almeno smarcare un po', fare una meta almeno per cercare di riequilibrare il match e farci sbloccare anche la testa. Sbloccare soprattutto la testa, soprattutto Federico, perché è lì la fiducia e la sensazione che piano piano la partita ti scappa via senza riuscire a fare ancora una volta primo blocco. Ancora di nuovo tentativo difficile da attaccare queste palle per la Lazio. Effettivamente è un'ottima tattica dal punto di vista del Badocchia, ha sicuramente lavorato bene su queste touche a 5 lasciandogli il primo blocco libero, però mantenere il possesso per la Lazio, dobbiamo essere disciplinati su questi placcaggi, un primo placcaggio basso e provare a mettere mani, ma ancora una volta indisciplina del Verona. Secondo me tra l'altro la strategia, che è buona, chiaramente andrebbe però calibrata a quello che è il momento della partita. Cioè andava bene l'idea di dire io non ti faccio giocare perché poi non ti permetto di ne, ma quando sono sotto e devo per forza giocare, mi mancano 35 minuti, devo cambiare qualcosa. È sempre difficile, Federico, perché poi naturalmente lasci qualche palla pulita alla Lazio sull'esterno, sappiamo che tipo di giocatori avete fuori, e quindi naturalmente forse contenere i danni rimane comunque una buona idea. Poi ovvio la partita ormai sta andando agli sgoccioli, nell'arco dei 160 minuti siamo negli ultimi 30 forse, e quindi sicuramente Verona deve prendere qualche rischio in più, anche portandosi a casa magari anche qualche rischio poi sul punteggio, però vorrei vedere giocare i ragazzi, perché veramente se lo meritano di uscire almeno con 1 o 2 metri sul tabellino, perché hanno l'opportunità hanno le possibilità e l'opportunità di farlo. Sicuramente adesso sono curioso di vedere la prima mischia ordinata ancora, perché le touche, devo essere sincero, entrambe le squadre l'hanno preparate molto bene, ma la Lazio diciamo sta sfruttando meglio l'occasione con la calma e con tutto quello che hanno costruito nei primi 20 minuti a Verona, e hanno mantenuto quel vantaggio lì e stanno continuando su quel trend. Filippo, ricordiamo a questo punto il punteggio, non abbiamo fatto dopo l'ultimo calcio, quindi in questo momento col calcio fatto al 6° minuto del secondo tempo il punteggio è Lazio 15, Verona 3 e quindi Ormson. Vediamo anche quale sarà la scelta sul riavvio di Ormson. Sempre uguale, lungo sull'angolo, Santarelli sotto con ottima qualità, c'è una buona pressione di Sardo. È buonissima qui la pressione del Verona. Verona adesso deve essere disciplinato, adesso non deve fare calci di punizione, aspettare l'exit ed eventualmente giocarsi questa touche in attacco.
naturalmente devono essere pazienti, non c'è bisogno di creare opportunità per il momentum per la Lazio in questo caso. Vedevamo Den Donato a 0, ma immagino che utilizzerà il piede il vostro mediano di mischia albanese, che con il piede destro può chiudere bene e andare in touche. E la touche più o meno su 30 metri ancora. Vedremo adesso, ipotizzo un finto drive da parte di Verona e proveranno sicuramente a spostare, magari giocare sulla frattura, perché è arrivato il momento di fare quel qualcosa in più per assumersi dei rischi in più, perché a volte chi non risica non rosica, come si dice, Federico. Guarda, stavo per chiederti la stessa cosa, cioè è arrivato il momento di cominciare a provare, quindi secondo me questa può essere una situazione molto importante da tutte e due le parti, tanto Verona per cercare di provare, scardinare, fare qualcosa di nuovo, e Lazio perché se riesce di nuovo a bloccare anche una nuova iniziativa, anche sulla testa del Verona può incidere molto. Buon movimento della touche, primo blocco, Letta. Qui ottima la lettura di Donato insieme a Tomasini, Donato alle gambe per arrivare fino in fondo e arriva la prima meta della partita, la segna la Lazio con un intercetto. Abbiamo parlato fino adesso della gran partita di Fagioli e stavolta forse un po' lento quel passaggio, palla lanciata forse addirittura troppo lenta dalla touche, quindi poi Fagioli passaggio ben letto da Jimmy Donato che segna una meta importantissima, che qui si scava un solco fondamentale. Abbiamo detto un minuto fa, può essere un momento di chiave della... certo. Verona si doveva prendere qualche rischio in più, probabilmente è uscito fuori dai propri schemi. Questa giocata l'hanno fatta spesso con il mediano di mischia, il portatore come mediano di mischia e il mediano di mischia come primo uomo che si stacca dalla touche e cerca di attaccare la frattura con il proprio caschetto con Ale Rossi. Purtroppo si vede che Donato avrà visto i video, probabilmente è una giocata studiata. Donato ultimo nel blocco, già prima sui lanci lunghi era stato efficace nell'andare a cercare il lancio lungo e portare il pallone. Qua proprio si è visto che è preso, ha letto la giocata e è andato direttamente l'ha letta direttamente quando si stacca dal saltatore, parte diretto per andare lì, tanto che addirittura attaccando direttamente c'era quasi il rischio di un buco, ma era stato molto bravo la seconda linea Lazio Tomasini a andare esatto in copertura dall'interno. Studiato naturalmente, probabilmente ci sarà qualche video analyst vostro della Lazio fuori che starà giocherendo sulla lettura. Effettivamente purtroppo diciamo lo sapevamo, Verona doveva cercare di prendersi dei rischi in più, doveva cercare di fare quel qualcosa in più, e quando giochi con squadre come come la Lazio, che in queste due partite veramente ha lasciato veramente pochissimi margini al Verona per poter giocare, pochissimi margini ogni volta che si sono presi dei rischi, la Lazio li ha sfruttati e devo essere sincero, Verona deve continuare così, deve provare a giocare ancora perché tanto adesso c'è poco da perdere e vorrei che questi ragazzi si levassero questa scimmia di dosso adesso e dimostrassero che veramente l'ottima stagione che hanno fatto durante l'anno, vincere il campionato su, ricordo che comunque sono due squadre che hanno vinto il proprio girone e si sono dovute scontrare perché la seconda migliore è Prato, quindi la Lazio per l'ennesima volta arriva prima nel proprio girone, miglior prima, e poi deve giocare comunque con una prima e dimostra ancora di più i suoi meriti, diciamo, per il momento sul risultato. Vedo che c'è il cambio. Vediamo, sì, c'è qualche cambio, sicuramente in prima linea esce Juan Criac ed entra Moscioni e poi entra entra Cicchinelli, scusate, ed esce forse proprio Tomasini, sì, è uscito Tomasini, il giocatore che prima diciamo era andato bene in copertura. Abbiamo parlato tanto anche del vostro numero 10, ma naturalmente l'avevo detto anche a Verona e sono sempre più impressionato anche dal vostro numero 8 Donato, che oltre all'azione di adesso ha un work rate pazzesco, è un gran portatore, mette le mani sul punto di incontro, ripeto, probabilmente avendo avuto 10 cm di altezza in più probabilmente lo stiamo vedendo su altri palcoscenici, quindi veramente poi alla fine, come dicevamo, sono i dettagli, sono le situazioni che fanno la differenza. E ancora Donato che esce benissimo dalla pressione e ancora cavalca Donato, qui deve rimanere con la testa attaccata a Verona, perché giustamente per dare la giusta direzione a una partita di chiusura di un campionato però straordinario. Sì, è che naturalmente adesso la Lazio, avendo meno pressione sul punteggio, può assumersi dei rischi in più, può far girare la palla e purtroppo adesso Verona, continuando a provare a giocare, può rischiare anche un punteggio pesante, però la realtà è che la partita secca, gli deve interessare poco, devono solo pensare a trovare soluzioni ai problemi che la Lazio sta creando. Adesso c'è un altro lancio. Vediamo, ci sono stati dei cambi anche, ho visto, perché dovrebbe essere entrato... allora, sicuramente per la Lazio non abbiamo detto, è entrato in realtà anche il tallonatore Gisonni al posto di Ilua. È entrato Tonno, è entrato questo ragazzo del 2004, anche lui molto di prospettiva.
Tonetta, Tonno, chiamato per gli amici, è un ragazzo che può giocare numero 8, credo che sia schierato numero 8 in questo momento, però C'è anche un cambio importante perché esce Rossi, Lodovico Rossi ha fatto una partita secondo me importante da ball carrier in difesa, molto importante, l'hai sottolineato prima tu, 3 placcaggi in un'azione. È un po' l'uomo di esperienza insieme a Zago in terza linea del Verona, è sicuramente un generoso, dà sempre tutto in campo, ma adesso è giusto anche dare spazio a questi ragazzi. E questo subito il portatore è Libralon, che è un ragazzo che può giocare anche da allonatore, solo che ha poca fisicità, diciamo, ma vediamo subito appunto i due ragazzi che abbiamo nominato di Verona, sia Tonetta che Libralon, protagonisti su questo punto di incontro. C'è un po' di diciamo una pulizia un po' dura da parte di Tonetta forse, e vedo che il guardaline, credo che non ci sia stato niente di importante, però cerchiamo di capire un po', sì, diciamo c'è stato un po', sì, naturalmente un placcaggio molto duro. No, la pulizia in realtà mi sembra effettivamente corretta, probabilmente il punto da attenzionare è il primo placcaggio. Sì, come casca il placcatore, il placcato, diciamo, è la stessa cosa che abbiamo detto il primo tempo sempre, il placcatore deve assicurarsi che il placcato casca senza sbattere prima con la testa e anche con la parte alta del corpo, quindi naturalmente i piedi devono cercare di rimanere bassi. Una volta che vediamo sempre i piedi alzarsi è sempre pericoloso per il collo e per la struttura del giocatore. E probabilmente ci potrebbe essere un cartellino giallo, vedo che ci sono due ragazzi della Lazio, il capitano e Cannata, che ha fatto il placcaggio, sì, quindi Cannata, è un gran placcatore, ma quando placchi forte questi sono rischi in cui che corri, e infatti arriva il cartellino giallo per Cannata. Una scelta che ci può stare, naturalmente sì, sul tabellino risulteranno 2 cartellini gialli per la Lazio. Al momento naturalmente è stata molto più disciplinata e forse sì, quelle 2 occasioni, la iniziale delle di Cioffi e questo placcaggio, un po' l'episodio naturalmente un po' diverso sull'interpretazione della disciplina che ha avuto la Lazio in tutta la partita. Adesso Verona naturalmente senza un gran lavoratore lì intorno al punto di incontro come Cannata può avere magari qualche opportunità in più, la Lazio deve stare un pochettino più stretta forse e quindi magari si possono aprire degli spazi esterni. Certo che naturalmente è sempre difficile, adesso ci sono tanti cambi in campo, la stanchezza si fa sentire, il caldo di Roma si fa sentire, poi tra l'altro hanno anticipato di mezz'ora, quindi Verona magari è un po' meno abituato. Vediamo uscire Fagioli che ha fatto un'ottima partita per quello che doveva fare e entra Di Tota sicuramente, che dà sempre un ottimo imprinting alla partita, è veramente un giocatore che viene utilizzato tutto l'anno come impact player e può dare quel qualcosina di ritmo in più. Entra anche Venter ed esce Reale? Esce Reale mi sembra, e quindi si sposterà probabilmente Mirko Belloni estremo, lo vedo spostarsi con Sardo sì, penso Venter e Sardo alle ali e Belloni a 15. Sì, una posizione un po' diciamo diversa dal solito, solitamente abbiamo visto solitamente Belloni di ala e Venter 15. È un passaggio non pulitissimo e qui eccolo proprio Tonetta. Tonetta dicevo, un giocatore, attenzione subito Di Tota cerca di andare da 9, proprio l'imprevedibilità. Vediamo Giovannini, calcio con poco angolo. Che calcio ragazzi, no, è un calcio che esce, da qua sembrava veramente essere un calcio molto importante, invece aveva poco angolo per lui che è un mancino. E quindi sì, ha fatto un ottimo lungolina, poi non so se è stato il vento a portargliela quasi dentro al campo, ma sì, è un calcio un po' azzardato sia del 9 che del 15 della Lazio, che naturalmente adesso non deve prendersi nessun rischio la Lazio e continua col gioco lungo con anche l'inferiorità numerica. Sarà curioso vedere ancora questo lancio di gioco qui, vedo che Venter e Belloni stanno un attimo parlando per alcuni dettagli probabilmente sul fuoriruolo, forse Verona ha scelto. Qui ancora la touche recuperata e poi utilizza addirittura il piede Jimmy Donato che cerca quasi la 50-22, pallone rimane in campo ma è forte la pressione portata dalla Lazio. Adesso buona però, ma è buona la difesa in questo caso di Michele Bianco, quindi cerca di pallone che esce sporco dalla rack, forse non era uscito dalla rack secondo l'arbitro che valuta quello come un tuffo. Sì, non leggo la segnalazione, però si sembra come se stesse ponendo il tuffo del giocatore della Lazio. Il pallone sembrava, da qui sembrava fuori, però naturalmente potrebbe essere che il placcatore non ha lasciato prima il placcato. E vediamo qui molto bravo Giovannini, che poi anche sul passaggio, perché è bella la presa al volo, ma il passaggio è straordinario. Sì, devo essere sincero, ottima veramente lettura di Giovannini qua, e confidenza anche nell'avere Donato a fianco, probabilmente con la comunicazione ha dato confidenza, e ancora un calcio probabilmente azzardato che dà un'ottima opportunità
Bianco vede lo spazio dietro e ancora tengono il profilo del lasciare la pressione agli altri e andare a placcare duro dentro. Adesso Quinteri a campo è bravissimo perché rompe 3 placcaggi, poi riesce anche forse a rimanere in campo, sì, è bravissimo qui Quinteri. Verona che però deve ripartire dai suoi 22. C'è poca stabilità sul pod del Verona. Quinteri non so se sembra essersi fatto male. Situazione lui... tra l'altro difficile perché già entrati tutti e due i cambi a 3/4 per Verona. Quindi vediamo liberazione, adesso Giovannini può utilizzare il piede. Leo, devi finire la partita, ormai i cambi sono andati e c'è bisogno di te dentro il campo. Adesso al centro del campo Ormson ha tante scelte perché ha anche tanti giocatori vicino. Utilizza il piede. Utilizza bene il piede, non ho visto, è proprio Belloni che utilizza molto bene il piede, delicato. Lazio ha portato su una bella linea, malgrado sono due situazioni già che la Lazio sta in un uomo in meno, però devo essere sincero, complimenti anche per la parte atletica e preparazione, perché anche adesso dopo un gioco tattico è un'azione abbastanza lunga. Adesso c'è il water break, forse siamo entrati negli ultimi 20 minuti. Mi sembra che ci sia, sì, sia stato chiamato il water break. Stavo dicendo, la Lazio, anche malgrado sia in 14, ha portato sempre la linea, difficilmente la Verona ha trovato superiorità numerica esterna e quindi non è riuscita a sfruttare i grandi spazi. Adesso naturalmente con la scelta dello staff del Verona di mettere Mirko Belloni, probabilmente vorranno forzare un po' più e utilizzare le sue gambe, perché è veramente difficile da placcare sull'1 contro 1. L'abbiamo visto prima con Cioffi, quindi ottimo. Sì, adesso però è importante. Nel frattempo vediamo aggiornamenti anche dall'altra semifinale, abbiamo Custorino che gioca in casa per recuperare lo svantaggio dell'andata ed è in questo momento in vantaggio 7-0 su Prato quando è l'8° minuto. Nel frattempo qui diventa molto importante, vediamo ancora lo staff medico impegnato con Quintieri, sì, sarebbe una perdita importante sia per l'importanza che ha avuto, che ha nel gioco e in questa partita, ma soprattutto perché, come dicevamo prima, Verona ha finito i cambi fuori, ha scelto un 6-2, è una scelta rischiosa, è una scelta che però vediamo sempre più frequente, cambi fatti forse presto, che prima del 20° del secondo tempo. Sì, poi naturalmente adesso mi sembra che siano rimasti in panchina giusto forse solo Cristolini, tutti il resto sono entrati e quindi potrebbe esserci magari una... Non so se c'è qualche giocatore, Scogliezzo o altro, che possono magari giocare all'ala e spostare Venter come 12 o anche i due Belloni come centri, andare a mettere una terza linea all'ala, eventualmente se Leo non ce la dovesse fare l'unica soluzione è questa. Però sì, come dicevamo adesso sembra Fascia che sembra dirigersi verso il centro del campo. Sì, anche adesso mi sembra che la Lazio sia pronta anche per un altro cambio, vedo che si sta scaldando un'altra... No, in realtà è Cannata. È Cannata. Già rientra, sono già passati 10 minuti. A me ne mancavano un po'. Ok. Ma infatti, no, ecco, in realtà il cambio c'è, perché esce Silla e rientra Cordì. Cordì, altro ragazzo 2004, anche lui si è fatto un 6 nazioni under 18, ragazzo che ha preso... Sta diventando quasi una classicissima Verona-Lazio per salire e scendere esatto, dalla massima serie. E diciamo che alcuni ragazzi del Verona hanno subito, diciamo, il trauma del 2019 con quello scontro diretto, mentre la Lazio ha veramente una squadra sbaglia molto la presa giovane. Cicchinelli, quindi riparte molto forte Galanti. Scusate, Pisani. E quindi c'è il primo avanzamento per Verona, però... Bravo raddoppio di Donato che lo lascia in piedi. Pisani dopo il primo impatto forse deve abbassarsi e cercare di creare una palla veloce dopo l'avanzamento. Cruciani subisce l'impatto un pochettino, Donato poi colpisce, Donato però viene colpito in testa, vediamo si tiene. Un pochettino, vediamo, no, l'arbitro non vede niente, ha chiamato solo la mischia. Sì, ha chiamato, diciamo, tenuto alto e la mall formata, quindi crolla la mall, il pallone è ingiocabile, si gioca per una mischia. Adesso naturalmente la Lazio vuole far passare anche il tempo, è comunque stata una partita molto dura, c'è stato tanto gioco tattico. Quando c'è il gioco tattico sembra che i ragazzi non corrano, ma in realtà è il momento in cui si corre di più, soprattutto per gli avanti è terribile. Per chi rimane in mezzo, che non fa in tempo ad andare da un lato ed essere poi occupato dall'altro, è una situazione tra l'altro fondamentale, l'abbiamo visto anche nelle 6 nazioni di quest'anno, l'importanza del fuorigioco di quei giocatori che sono davanti al calciatore, quindi posizione fondamentale. Sì, nel frattempo ecco un altro cambio, probabilmente esce, vediamo, sembrava Jimmy Donato essere a terra con i crampi e sta entrando Pablo Parlatore. Vediamo, rientra anche Cannata, quindi ora sì, sono passati 10 minuti. Esce Donato.
ed esce proprio Donato Probabilmente, che non so cosa ne pensi, ma per il momento probabilmente il man of the match, 3-4 palloni recuperati sulla touche. nel secondo tempo è salito moltissimo, Sì, primo tempo forse poco, secondo tempo è salito veramente il molto. che rompe la partita definitivamente, un lavoro sul punto di incontro e come portatore spesso volte anche attorno al punto di incontro, veramente un giocatore veramente importante, giusto anche farlo riposare probabilmente in vista a questo punto probabile finale. Vediamo, ne faremo parlatore, comunque giocatore di grande esperienza, ha giocato titolare facendo una gran partita all'andata al numero 6 al posto di Cannata, e adesso invece lo vediamo occupato al numero 8. È forte la spinta del Verona, è bravo a tallonare rapidamente la Lazio, e ancora piede lungo di Donato che si appoggia anche direttamente alla touche, e forse sarebbe stato meglio per Sardo se si fosse appoggiato alla touche. È il secondo errore di Sardo sulla ricezione. Questo ragazzo è cresciuto tanto, ha fatto anche un'ottima meta all'andata a Verona, però sì, sicuramente essendo anche lui un centro, probabilmente con questo gioco tattico, con questa pressione, diciamo che è una partita magari non completamente adatta alle sue caratteristiche, ecco. E questi due errori sicuramente pesano, gli peseranno tantissimo in testa. L'errore che deve fare è non continuare a stare sull'errore e cercare di concludere la partita cercando di fare qualcosa di buono prima che finisca, perché è l'unico modo per risolvere il proprio errore. E in questo momento la Lazio abbiamo visto che ha subito un pochettino, ma ha tirato subito fuori il pallone, a differenza del Verona magari un paio di situazioni. Attenzione, c'è crolla a destra, crolla, e quindi buona la mischia di Verona che Schiavone a sinistra non è un facile cliente per il vostro destro. Valerio Gordì appena entrato, tra l'altro prima mischia, anche prendere le misure. Pecca un po' di inesperienza forse, ma è normale. Naturalmente è un 2004, ne deve fare di mischie prima di riuscire a capire certe dinamiche. Fisicamente lo vedo sicuramente dotato e ogni mischia in più che fa si avvicinerà sempre a un livello maggiore. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto. Lazio in questo momento ha in mischia due prime linee, 2003-2004, tutte e due cresciute, fatte e cresciute qui alla Lazio. Cannata, altro giocatore del 2004, quindi anche la voglia di provare con giocatori giovani, e anche Verona, ed è comunque una bella realtà. È bello che siano due squadre così a giocarsi, poi ad andarsi a giocare la finale. Sì, lo stavamo parlando prima della partita io e te, Federico, effettivamente la grande differenza è il piacere che si ha a seguire e vedere queste due squadre e vedere tanti giocatori che partono dal giovanile. Adesso c'è un ottimo che entra dentro i 22, c'è anche un vantaggio, attenzione, devono dare ritmo. Non esce il pallone, vediamo, qui potrebbe esserci arrivare il cartellino, esatto. Diciamo che ancora, attenzione, sono due calci di punizione. Sembra di no, l'arbitro non... Sì, poteva essere forse troppo severo, giustamente, anche se l'avanzamento era importante. C'erano stati due calci di punizione sia di partenza che per far crollare in fondo il drive. Verona deve sfruttare queste occasioni, sicuramente l'uomo in più diciamo deve scrollarsi addosso questa cosa della prima meta e poi magari cercare di sfruttare queste occasioni, soprattutto con la superiorità numerica. Ci sono tanti giovani in campo, hanno ancora magari un po' di sprint, un po' di gamba. Vediamo Scoiez anche che è entrato, che gli dà tante opzioni in touche. Io ipotizzo un movimento di Scoiez verso davanti e portando giù, saltando su Cecchinelli. Portata giù, imposta nel drive, Cecchinelli prova a fare drive, ma è cioè il sack, scusa, però giusto? Bravo, perché cerca di rotolare via senza far crollare e non fa, no, dà comunque vantaggio l'arbitro. Secondo me aveva fatto un lavoro pulito Cecchinelli e diciamo Verona non riesce a entrare e adesso vediamo, potrebbe arrivare il cartellino. Forse è un calcio diverso, Federico, potrebbe non essere un fallo ripetuto perché potrebbe essere un ingresso laterale sul drive. In realtà sembra, l'arbitro dice tira giù, l'indicazione è quella di chi tira giù. Non riescono neanche loro a capire, non lo capiscono neanche loro, e quindi alla fine giallo che va al capitano. Paga il capitano che, devo essere sincero, era sicuramente da un bel vantaggio anche in touche a Verona, perché questo ragazzo ha fatto una partita veramente incredibile sul mettere pressione là davanti e probabilmente come touche leader, come chiamate, sulle loro scelte di giocare sul primo uomo. Adesso vorrei capire, vabbè, c'è Cecchinelli in campo che comunque prenderà lui la leadership della difesa. Sicuramente Pilati, tra l'altro capitano, ricordiamo anche lui ragazzo 2002. Caspita, sì, naturalmente ancora Scoiez in mezzo alla touche, imposta nel drive. Lazio sembra più pulita, non ha subito prima l'avanzamento e quindi non ha cercato di fare un sack. Prima molto rischioso fare il sack su 5 metri. Qui parte tenuto.
tenuto molto, bravissimo Donato, qui Donato fa un lavoro difensivo impressionante perché decisamente sotto, attenzione all'Albanese, neanche guardaline gli arbitri purtroppo. Albanese conosce bene le regole, purtroppo gli arbitri a questo caso stanno ancora parlando quando Albanese ha giocato un pallone buono. Era stato molto veloce, molto sveglio Albanese. Non riesco a capire anche la posizione dell'arbitro. C'è un cambio. Meno male perché il cambio è un cambio importante per la Lazio perché rientra, fa il suo ingresso in campo di nuovo un giocatore che in questo momento il cambio è ancora il Verona, vedevo lì pronto un giocatore della Lazio, il cambio è Chistolini, esce Pisani che si è fatto quasi 70 minuti, forse 70 minuti. È stato uno dei migliori nella domenica scorsa, questa domenica ancora, prima a sinistra poi a destra, un ragazzo giovane veramente di grandissime prospettive, non so il prossimo anno se Verona ed eccolo, arriva nel frattempo anche il cambio della Lazio, scusami ti interrompo, dicevo un ritorno importante in campo per Francesco Bonavolontà. E esce pure Tommaso Cruciani che è comunque un nostro affezionato, naturalmente è nato e cresciuto nel CUS Verona Rugby. Vediamo quindi quale sarà tra l'altro la disposizione in campo. Probabilmente Cioffi andrà a centro insieme a Michele Bianco e Bonavolontà prenderà il posto all'ala. Sì, effettivamente adesso manca solo l'ingresso di Bianco, forse Matteo. Vediamo se daranno un po' di spazio, un po' di riposo a Donato, che ha fatto un altro numero incredibile qua su Zorzetto, tenuto alto, ottima tecnica a contatto con il giocatore. Vedo che Verona cerca di andare nel senso e ancora Tonetta che porta il pallone con fisicità, diretto, ottima la pulizia del punto di incontro e la palla torna lenta e la Lazio diciamo è sempre stata brava a sporcare e ancora dietro a quel Qui è buona la giocata, ancora molto bravo Donato perché era salito bene. Stare in mezzo al campo, possesso in questo momento, possesso ragazzi. Molto bene Giovannini, pallone durissimo. Ancora Donato. Pulizia del punto di incontro buono, pulizia del punto di incontro duro su Donato. Stavolta Cicchinelli, è lui molto duro. C'è spazio all'arco. È buono il recupero, è veramente un gran recupero quello di Michele Bianco. Michele Bianco ha questa caratteristica, è piccolo ma sa arrivare veramente bene sul punto d'incontro. Cartellino giallo per il numero 9 di Verona, credo. Adesso vedremo. Vediamo, Michele Bianco rimane a terra nel frattempo. Gioca veloce Albanese, batte punizione veloce, Di Tota rimane lì e scherzosamente quasi interrompe il gioco dell'avversario e non riesco a capire perché ho visto in mano in tasca dell'arbitro per estrarre un cartellino, non so a chi in questo momento, però potrebbero forse non infierire oltre e lasciar giocare o riequilibrare numericamente, che comunque ricordiamo la Lazio c'ha fuori il capitano. Sì, doppia inferiorità, non so se è rientrato. Non è rientrato Cannata è rientrato, sempre è 14 contro 15, che però è stata quasi una costante in questo secondo tempo, 2 cartellini gialli per la Lazio, 3 in totale. Purtroppo Verona riesce a utilizzare il proprio gioco con queste avanzamento del primo punto di incontro e andando dietro sul secondo pod. Ha trovato sempre la Lazio che andava diciamo a difendere un rush oltre quel pod e con dei passaggi un pochettino rischiosi sono riusciti a portare la palla all'esterno, che hanno creato un buon avanzamento, però la fisicità della Lazio sempre nei canali esterni, come dicevamo anche il primo tempo, ha fatto la differenza, ha sporcato il pallone, ha creato una palla lenta su quel pod di ritorno e hanno messo le mani. Cicchinelli bene a portare il placaggio e poi bravissimo Michele Bianco. Bravissimi veramente. Ancora una volta c'è stata opportunità, si è visto qualcosa nel Verona, sono contento. Vediamo che arrivano anche gli ultimi 2 cambi per la Lazio, perché entra Cristofaro, quindi cambia la mediana, escono Albanese e Donato, entrano Cristofaro e Bianco. Sì, e vediamo qualche minuto per entrambi, giustamente, sì. Anche di riposo, perché naturalmente 2 gioiellini della Lazio che effettivamente in questi 2 scontri hanno fatto il bello e il cattivo tempo sul gioco, hanno tenuto il ritmo dove più era congeniale alla Lazio e effettivamente abbiamo visto che hanno fatto veramente una gran differenza. Adesso sono curioso di vedere questa nuova mediana della Lazio per capire un po' se terranno lo stesso imprinting alla partita o cercheranno di giocare un po' di più. Adesso sentiamo giocare Usala, primo calcio nel box, abbastanza buono. Porta la pressione Cioffi. Bravo Sardo stavolta, esatto, molto bravo Sardo. Adesso vediamo Verona, se sposta il pallone c'è spazio fuori, c'è tanto spazio fuori, vediamo la scelta della Lazio. Adesso Lazio che si è rischierata anche fuori, Michele Bianco che mette bene a terra Belloni,
poi recupera Venter, prova Forse a partire lui. c'è opportunità Qui all'esterno. c'è, questo è un altro fallo sciocco. Verona qui forse sull'indisciplina, pesa l'indisciplina di Verona, probabilmente pesa anche il risultato che porta anche un po' di frustrazione. È normale Federico, ti vedi un po' sfilare via la partita, come è andata, vedi sempre loro sempre più lontani nel risultato, tu non riesci ad avere un possesso di qualità, non riesci ad avere avanzamento e deve essere veramente dura in campo. Addirittura adesso vediamo Bianco che punta per i pali, giustamente, lascia passare un altro minuto. Adesso la Lazio non ti dico che può quasi già pensare a risparmiare un po' le energie per il prossimo incontro, però sicuramente diciamo, la scelta è chiara, fai passare un minuto, aspetti che il tuo cartellino giallo rientri dentro e magari riesci a mettere anche 3 punti sul risultato. Devo essere sincero, non conosco dalla piazzola questo ragazzo, so che il secondo piazzatore era Cruciani, ma È un giocatore molto, ha veramente grandi capacità al piede, potrebbe avere questa potrebbe distanza. potrebbe avere questa distanza, è al limite della sua distanza. Ok, vediamo se diciamo, vuole inserirsi anche lui sul tabellino. Esce molto bene, sembra che il pubblico festeggi. È un gran calcio di Matteo Bianco, che si presenta così anche lui, non c'era all'andata, ma è un giocatore che ha fatto quest'anno una crescita incredibile, è sempre stato un giocatore molto bravo, ma quest'anno ha fatto una crescita a livello secondo me mentale. L'ho visto, poi non si è, naturalmente essendo giovane così l'avete sfruttato sia in prima che in seconda squadra, e in seconda squadra nelle partite importanti ha fatto veramente la differenza, quindi si capisce che è un giocatore da questi livelli qua, fisicamente ancora forse può ancora crescere qualcosina e in lettura di alcuni spazi ancora deve avere un po' di capacità di fare quel salto ancora di qualità anche nel gioco al piede, però sicuramente avere tutti i giorni in allenamento uno come Donato ti fa crescere, ti permette di e comunque lo spazio che poi ha avuto durante l'anno. Adesso c'è un calcio di punizione, qui c'è un ceiling off della Lazio. Un tenuto? Sembrava segnalato, sembrava più un ceiling off, ma forse un Comunque tenuto. Ancora libera l'uomo. Abbiamo scordato, ricordiamo il punteggio, quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio è Lazio 25, Verona 3. Quasi più severo addirittura dell'andata, e adesso Verona si trova ancora a fare un lancio sui 5 metri e chissà se cercheranno ancora un drive vedendo gli ultimi risultati. Adesso la Lazio probabilmente difenderà ancora a terra senza Sac, ma hanno avuto confidenza su difendere prima dalla touche. Vediamo un po' se ancora andranno Escogliez diretti al centro della touche. Vediamo, sì, ecco, Escogliez porta giù e quindi sì, ancora tenta di impostare il drive. Devono stare più bassi, Verona deve cercare di stare basso. Qui adesso forse cambia l'angolo, cambia l'asse di spinta e quindi arriva alla meta del Verona. Bravi ragazzi, era giusto così. Arriva alla meta del Verona. Forse è tardi, ma comunque è un buon segnale. Questi ragazzi hanno continuato a giocare, a crederci, ed è giusto anche così, si portano questa meta in tasca e rendono onore alla propria maglia, ed è stato bello seguirli quest'anno. Devo essere sincero, Federico, mi permetto di dire 2 parole su questi ragazzi che comunque hanno avuto un'ottima stagione, una squadra veramente con tanti 2004, tanti 2005 all'interno, un po' un mix di esperienza che ha portato risultati veramente anche facendo divertire il proprio pubblico. Sicuramente ha incontrato una delle squadre più difficili da incontrare nel nostro campionato, la Lazio, e in questo stato di forma, in queste condizioni, con questa testa è stata difficile da affrontare. Complimenti, diciamo, per come sta andando la partita, complimenti alla Lazio. Orson, un po' giornata incredibile. Giornata no, sicuramente. Stavo dicendo complimenti alla Lazio per come sono andati questi 2 scontri, perché veramente non ha lasciato neanche un pizzico di opportunità al Verona di poter uscire. Adesso sicuramente anche la Lazio davanti al proprio pubblico vorrà continuare a onorare la partita. Mi aspetto di vedere qualche pallone in mano a buona volontà col suo peso in mezzo al campo, in giro per il campo, però vediamo un po' se ci fanno divertire ancora 15 minuti. Vediamo se andranno anche a cercarlo per vedere come sta. Nel frattempo perché si riprende la metà campo? Perché c'era meta, scusate, ho visto il piazzato. Nel frattempo drop molto alto di Matteo Bianco. Buona numero 9, mi sembra, la presa al volo. E adesso Verona che prova a giocare tutto. Mancano pochi minuti, ottime gambe di Belloni. Qui c'è subito l'Italo-America, chiude troppo Michele Bianco. È buona qui la continuità diretta del Verona, alla fine con Rossi. Il possesso ora su questi punti di incontro a largo, che è stato il loro
ottimo avanzamento, ottimo timing. E qui è e buono passaggio il raddoppio, dall'esterno, prima ragazzi. Giovannini e poi Cordì molto forte. Cercano E allora di c'è ancora spostare spazio a Verona. largo, vediamo va dentro, stavolta Luca Belloni. Abbiamo visto un dentro fuori, ragazzi, Qui di c'è una un qualità incredibile. vantaggio per la Lazio. Mirko Belloni veramente ha una capacità sull'uno contro Fatto- uno, è uscito dal frontale in maniera veramente elegante, efficace. Poi hanno spostato la spalla a largo. Sì, forse ancora una volta la Lazio è stata veramente fortissima nel mettere pressione in quei punti d'incontro dentro quei 10 metri sull'esterno e mai mettere le mani forse in mezzo al campo, sempre in piedi. Effettivamente la difesa della Lazio è stata, hanno tentato Verona di attaccarli vicino, lontani, in mezzo al campo, forse non hanno provato dei rientri, dei ritorni, ma ha veramente giocato tutte le sue carte, ha trovato pochi spazi e adesso ultimamente forse anche con il caldo è riuscita ad avere un po' più di spazi a largo. Ma Forse anche con la testa più libera, sì, cercare sì, esattamente. 2-3 continuità dirette. Nel frattempo c'è Sardo che è giù. fuori dal campo, quindi Lazio in questo momento in superiorità numerica perché è rientrato il capitano Pilati. Sì, Verona poi non ha nessun Però cambio, Verona lì davanti ancora tutto il suo peso. L'avevi detto, hai detto il secondo tempo quando Sì. Verona cercherà di diventare più pesante, probabilmente non si aspettava di arrivarci con questo risultato. Sì, naturalmente credo che il Verona volesse puntare con una squadra giovane a dare ritmo il primo tempo per cercare di portare a casa qualche meta, per poi magari andare anche sulla stanchezza, andare a giocare sulla stanchezza del pack della Lazio e cercare di avere qualche opportunità più di gioco chiuso dentro i 22 avversari. E purtroppo la solidità difensiva e mentale del gioco tattico della Lazio non ha permesso di mettere in scena questo tipologia di partita per il Verona, che comunque adesso sfrutta questa pesantezza davanti con Cristolini, Zorzetti, Vediamo Schiavon. Furba e qui una giocata particolare, stavolta si invertono le parti. Sì. È Verona a fare la furba. E Qui Tonetta. questa pericolosa, c'è una spinta a Tonetta prima di entrare a contatto. Sì, una cosa che si vede sempre più spesso, è molto pericoloso perché il giocatore Perde la posizione, non è consapevole di come. Con il contatto, e quindi molto spesso è rischioso. Ottimo ancora placcaggio sul rientro, abbiamo visto giocare molto con gli avanti Verona ancora. Qui è bravo Ormson ad andare largo. E poi Santarelli. Se è buono il recupero, anche Cristofaro, ottimo il placcaggio di Cristofaro. Ottimo Laguintieri ancora sul sostegno, mantiene un possesso, è stremato probabilmente. Guintieri è una partita importante, sì. La sua. È un leader della squadra, deve rimanere in campo naturalmente. Anche Mattia Zago, infortunato subito nei primi 5 minuti della prima partita, ha stretto i denti oggi, ha giocato non al 100%. Ma è buono qui il recupero di Parlatore. Questo è pericoloso, questa se finisce in mano a qualcuno è pericoloso. C'è un ottimo recupero di Parlatore, poi secondo me c'è stato un lavoro fatto con le mani, ma è finita. È finita. Ricordiamo il punteggio: Lazio 25, Verona 8, finisce la semifinale di ritorno del campionato di Serie A di rugby. Lazio quindi che accede alla finale dopo la vittoria nel doppio scontro con Verona, a cui vanno tutti i complimenti per una bellissima stagione, per 2 bellissime partite e niente, io ti ringrazio Mauro, è stato divertentissimo. Mi sono divertito come un matto, grazie a voi, grazie a tutti i ragazzi. Complimenti naturalmente, purtroppo i 2 risultati delle 2 partite non lasciano scampo al Verona, e la Lazio si è dimostrata più pronta a queste partite, a questo livello, e il Verona ha dimostrato di essere una buona squadra durante l'anno. Sicuramente l'esperienza che un po' manca, essendo tanto giovane, se la sta creando anche con queste partite, e in bocca al lupo per la prossima settimana. Adesso scopriremo chi sarà il vostro avversario, non so. Nel frattempo il punteggio è... Non so chi preferite, ma sarà tosta comunque, immagino, e comunque sia veramente complimenti e in bocca al lupo per noi vi ringraziamo, ti ringrazio per l'opportunità, abbiamo avuto questa occasione di fare questa bellissima telecronaca, una bellissima partita. Vanno i complimenti a tutte e 2 le squadre e veramente complimenti per la bellissima stagione che avete fatto. Grazie, in bocca al lupo al ritorno. Grazie Federico.